Cari amici del territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti, ritorniamo a Cison di Vino, che è la quinta edizione all'interno della 31esima edizione della Valdobbiadene con il anno superiore di OCG. Siamo in compagnia di due nostri cari amici, Andrea Dal Vecchio, che è il rappresentante del gruppo Mostra, che però fa sempre parte, è un ramo della Proloco, e del sindaco Cristina da Soler. Ben ritrovata sindaco, ben ritrovato Andrea, è un piacere avere qui. Andrea, iniziamo dando un po' di numeri. Buongiorno a tutti. Quest'anno abbiamo 27, in questa quinta edizione abbiamo 27 aziende che ci hanno appoggiato e hanno voluto aderire alla nostra mostra. Un'azienda in più rispetto all'anno scorso, siamo andati crescendo di anno in anno, poi vedremo il prossimo anno se incrementeremo ulteriormente la nostra mescita, i nostri vini in mostra. 27 aziende appunto, 68 etichette dall'Extra Brut fino ai più amabili dry, 2 tranquilli, 3 sui lieviti, e io ringrazio i produttori. Andrea, anche quest'anno 2 weekend, quindi uno sforzo enorme da ringraziare naturalmente i sempre presenti volontari. Sì, 2 weekend, 6 giorni, venerdì, sabato, domenica, venerdì, sabato, domenico, dal 1 maggio al 10, sempre lo stesso mese. Ringraziamo le 4 associazioni che ci appoggiano noi come gruppo di amministrazione che organizziamo la mostra, che sono gli amici di Rolle, gli amici di Mura, gli amici di Lof e l'asilo, che in questi 6 giorni si alternano nei vari turni. Abbiamo visto che c'è qualche cosa in pentola, passeggiate, mostre e quant'altro. Sì, questa sera abbiamo la prima passeggiata con il fotografo Arcangelo Piai alle ore 16, se non ricordo male. Alle 19 abbiamo il concorso enologico, in cui andremo a premiare le 3 categorie più un premio assoluto, e nel prossimo weekend invece in questo weekend abbiamo la gara degli spiedi domani, è stata inaugurata ieri che era il 1 maggio. Il prossimo weekend invece avremo una cena a tema e altre 2 passeggiate, una a Rolle e una andando sulle tracce del lupo nella zona Quaici. Sindaco, grazie di essere intervenuta a questa breve chiacchierata. A lei toccano i saluti istituzionali, un invito ai telespettatori a venire a visitare questo bellissimo territorio di Cison. Grazie a te per la disponibilità, buongiorno a tutti. Ancora Cison di Vino, tante iniziative anche extra mostra, l'Anima di Pietra, la mostra fotografica sui muletti a secco, intrecci nel borgo, i tessitori con i loro laboratori, tante iniziative, e aspettiamo i visitatori che vengano a vedere il nostro borgo. Con loro ci uniamo anche noi a questo invito a venire a visitare Cison, a venire a visitare Cison di Vino. Alziamo i calici e vi invitiamo sicuramente a venire qui a degustare quest'ottimo prosecco valdobbiadene di OCG, ricordandovi che nei giorni festivi c'è anche la possibilità nelle varie mostre di poter usufruire di un pulmino gratuito offerto dalla mostra. Quindi vi aspettiamo qui a Cison. Andrea e con il sindaco vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. Sì.